Cheers Italia, mancava il giocatorino. Sì, sì, mi faccio molti frullati, poi posso farmi il frappè col gelato, passati di verdura, tante cosine. Sinceramente sì. Come frullatore a immersione non so per cosa potrei usarlo, non me ne intendo. Utilizzo, a parte stavolta che ho sbagliato. Utilizzo sempre quella vaschetta che tu hai visto con la lama grande, in modo che tu butti tutto là dentro, non fa gocce da nessuna parte e via. Che sto a fa? Porco cane, sarebbe domenica Italia, Italia, oh, staccano vista, singano. Praticamente niente, ho lavoricchiato, ti spiego, sono passato a Mac perché ho visto varie prove proprio sul campo, quindi non solo i benchmark, ma proprio le prove di utilizzo Photoshop, eccetera, eccetera, di questi Mac, i Pro, mi sto riferendo, i MacBook Pro o i Mac Pro, e ho visto che effettivamente in termini prestazionali, ma meglio ancora dire in termini di tempo, no? Ok? È tutto un altro mondo rispetto al Windows al quale io sono abituato, su macchine ovviamente di pari livello o pari prezzo, ok? Perché di solito tutti dicono ma il Mac costa eccetera. Ha ragione chi ha fatto le recensioni, bisogna provarlo per capire, ossia bisogna vedere per quel prezzo cosa ti dà, ma non parliamone troppo perché volevo un giorno fare un video a parte, quindi insomma sono qua, niente, mi sono rincoglionito tutta sabato sera, sabato notte e adesso anche domenica, avevo anche chiamato un cliente, ero convinto che fosse lunedì, invece no, è domenica. Mi sono attaccato lo schermo per vedere come andava, ma momentaneamente mi trovo malissimo per via della tastiera e del mouse. Sarà che sono stato abituato col trackpad precisissimo del MacBook Pro e adesso passare al mouse, sto qua, della Logitech, è tutto un altro mondo, è mille volte peggio, ti nervosisce di più perché non è preciso, lineare come te lo aspetteresti, come mi ero abituato col trackpad. Quindi purtroppo niente, mi sono dovuto, siccome ripeto, non sono giochi, io ci lavoro col computer, è il mio strumento di lavoro principale, quindi le cose che tocco di più cosa sono? Tastiera e mouse, quindi dopo una profonda ricerca alla fine ho scelto la Magic Keyboard della Mac, dell'Apple, e mi arriverà adesso a giorni. E per il mouse il Logitech MX Master 3, che è un mouse diciamo da professionisti, quindi tutt'altro affaticamento della mano, dei nervetti, della postura che poi assumi, perché anche lo scivolamento che ti accompagna il pollice, poi tante cosette extra, tipo la rotellina per scorrere in orizzontale, quella in verticale, tante altre cosette. Come mi sto trovando? Allora, no dai, facciamo il prossimo video, anche perché adesso appunto no, non è stato uno dei motivi per i quali sono passato a Mac, assolutamente, però una delle tante cose che mi rallegra del essere passato al Mac è il fatto di utilizzare come software di editing video il famoso Final Cut Pro. È una cosa indescrivibile, Italia, è una cosa indescrivibile nel senso che a parte che vabbè ok è stra ottimizzato per Mac, ma anche tantissime ottimizzazioni intelligenti, tipo dopo 0,3 secondi se tu non tocchi il computer lui fa già il rendering sotto senza che te ne accorgi, quindi tutto dopo è estremamente fluido. Ti dico, a parità di macchina, a quasi parità di prezzo, perché il Mac costa un pochino di più, non tanto ma un pochino di più, con l'MSI che avevo, nonostante avesse una super scheda video, per gli esperti qua del canale dico che era un RTX 2070 con 8 giga, e quella anche il CUDA, quindi con l'ultima versione di Premiere doveva essere un mostro. In realtà no, parlo di Windows, no? Perché per quanto riguarda l'esportazione, sì, mi esporta uno dei miei video, quindi oltre i 10 minuti, in 4K, eccetera, eccetera, in circa 2 minuti, 2-3 minuti, ok? Quindi quello nulla da ridire. Ma quando tu ci lavori col video, veramente ti cadono le braccia, ti toglie la voglia, perché è tutto a scatti, c'hai di quelle attese lunghissime tra un'operazione e l'altra, eccetera.
Con Final Cut invece è tutto estremamente immediato, tutto in tempo reale, e scorrere nella timeline, ossia quando singano, tipo fai i filmati con la musica che deve mettere a tempo, fare i tagli giusti, hai capito? Devi andare bene o male avanti e indietro. Se vai a scatti non ti tornano i conti, diventi matto, oltre a sbagliare il video dopo, ma comunque diventi matto e perdi un sacco di tempo perché devi rifare 4-5 volte la prova per far arrivare il punto. Qui sul Mac hai tutto in tempo reale, quindi è una cosa incredibile, liscio in una maniera pazzesca, senza fare alcun tipo di rendering. Quindi io butto il 4K, addirittura 100 megabit, quello della Sony, liscio. Vai avanti e indietro, vedi tutto liscio, puoi anche velocizzarlo e continui a vedere liscio. È una roba pazzesca. Sì, ripeto, non faccio lo youtuber di lavoro, ovviamente, anche perché uno youtuber per farlo di lavoro dovrebbe avere proprio come minimo, ma proprio un minimo assoluto, 200.000 iscritti, ma già è niente 200.000 iscritti. Non faccio il videomaker di lavoro, anche se ogni tanto qualche lavorettino me l'hanno commissionato, e quindi devo concentrarmi sui programmi che io utilizzo. Quindi il MAMP, che è, adesso così giusto per curiosità te la dico e te la traduco in italiano, è un programmino, tu sai che io lavoro con i siti su motore WordPress, quindi andrebbero online, hai bisogno di internet per lavorare, no? Invece no, io utilizzo un server virtuale, ok? Quindi questo server, invece di essere su internet, è dentro il mio computer. Qual è il vantaggio? Il vantaggio, l'avevo già detto nei vecchi video, che era uno dei miei sogni che volevo realizzare, no, di avere sta roba, è di poter lavorare dove voglio senza internet, quindi in zone sperdute della montagna, in posti che magari è lì, è bello, si arriva al fiume ma non prende internet, a te non te ne frega niente, tu su quel sito lavori lo stesso. Poi vabbè, non puoi scaricarti, non so, grafiche, plugin eccetera, però tu ci lavori senza internet. Altra cosa molto bella e sicura per il mio lavoro è il fatto che il sito è in mano mia, ok? Quando è ora, sarà ora, diciamo che adesso sto avviando la mia attività di web designer, il cliente mi dice ok, perfetto, mi piace il sito, il cliente mi dà i soldi e io gli carico il sito. Se il cliente non mi dà i soldi, il sito non ce l'ha in mano, hai capito? E quindi questa per me è una cosa pazzesca, fantastica. Poi oltre a questo programmino ce ne sono tanti, XAMPP, WAMP, per Mac si chiama MAMP, che è diciamo un misto di server MySQL, PHP, ma adesso non scendiamo nei dettagli. Dopodiché, scusa se ti parlo di informatica, ma viviamo in un mondo in cui se tu guardi è tutto informatizzato. Già tu che mi stai guardando con un tablet, con un telefonino, con un computer, con una TV smart, hai capito? E quindi qualsiasi cosa noi facciamo, parlo anche solo del telefonino, abbiamo sempre un qualcosa di informatico, quindi forse parlare anche di informatica non è una cosa proprio buttata là, è una cosa di tutti i giorni, no? Quindi la mia vita di tutti i giorni comprende anche l'informatica. Di questi parti di informatica, Yuri, chiudi questo discorso che non interessa a tutti, ok? Tra questi miei programmi che ho bisogno per lavorare, che utilizzo, c'è Photoshop, c'è Illustrator e l'immancabile Lightroom, sempre di Adobe, più dopo vabbè qualche altra tool di poco conto, tipo il contagocce che ti preleva i colori e ti dice i vari codici per decolore eccetera eccetera, vabbè quelle sono sciocchezze, trovi ovunque, ma questi software principali che io ti ho elencato su Mac sono particolarmente ottimizzati, oltre ad essere ottimizzata la macchina in sé per sé, insomma come hardware, tipo di disco eccetera eccetera, quindi veramente va tutto a bomba. L'unica cosa che ho trovato uguale a Windows come prestazioni è l'apertura dei programmi. Mi sembrano uguali, certi vabbè un po' più veloci e certi un po' più lenti, tipo l'Office, se devo aprire Word in Windows 10 me lo apriva cioè proprio bam, subito, e qua invece no, c'è un secondo e qualcosa di attesa, però vabbè, cazzate, ok, però dici strano. Poi nell'utilizzo, per carità, una volta aperto va tutto ultra veloce. Ma Yuri, non sto parlando del Mac, avevi detto che facevi il video a parte, e adesso mi parli del Mac? No, ok, chiudiamo Italia, chiudiamo. Thank you.